Incidente shock a Cagliari. Una cavallerizza 19enne è caduta da cavallo in un maneggio assai letta e ha riportato un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono definite critiche. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare informato sulla cronaca sarda, iscriviti e attiva la campanella. Metti like se pensi che la sicurezza nei maneggi vada migliorata. L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio in un'area ippica di Sailetta, vicino allo stagno di Santa Gilla, nella periferia di Cagliari. La giovane, descritta come una cavallerizza esperta e molto conosciuta, stava svolgendo un allenamento quando il cavallo, spaventato, l'ha disarcionata. La ragazza è caduta rovinosamente a terra. I presenti hanno chiamato immediatamente il 118, che l'ha trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari. La diagnosi parla di un grave trauma cranico e fratture. È ricoverata in neurochirurgia. Ma perché una cavallerizza esperta è caduta così rovinosamente da riportare lesioni così gravi? Le prime ipotesi parlano di un impatto violento della testa contro il suolo, sollevando di nuovo il tema della sicurezza nei maneggi. La comunità cagliaritana è in apprensione e si stringe attorno alla famiglia in attesa di un intervento chirurgico. Questo tragico incidente ci ricorda l'importanza del casco e delle protezioni in tutte le attività equestri in Sardegna. Iscriviti per non perdere aggiornamenti sulle notizie della Sardegna. Un like aiuta a diffondere consapevolezza sulla sicurezza equestre. Secondo te i maneggi sardi sono sicuri? Auguriamoci che la giovane ragazza possa riprendersi presto. Buona giornata e alla prossima.